Il Consiglio regionale del Veneto, con legge regionale numero 30 del 2023, ha istituito il premio annuale dedicato alla memoria di Giulia Cecchettin, giovane studentessa veneta vittima di femminicidio. Si tratta di un'iniziativa nata con l'obiettivo di promuovere la ricerca accademica e la sensibilizzazione sui temi della violenza di genere e della disparità tra uomini e donne, in tutti i suoi ambiti, culturale, sociale, lavorativo ed educativo. Nel marzo del 2024 l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha formalizzato l'istituzione del premio Giulia Cecchettin per la migliore tesi di laurea magistrale in lingua italiana sul tema del femminicidio e della violenza di genere. Il bando per la prima edizione è stato aperto fino al 31 luglio del 2025 per favorire la più ampia partecipazione. Il premio è aperto a tesi provenienti da diverse aree disciplinari, con un approccio multidisciplinare che può spaziare tra prospettive giuridiche, sociologiche, economiche, psicologiche e anche storiche. Sono ammesse tesi che analizzano il fenomeno della violenza di genere sia in ambito regionale che nazionale, approfondendo aspetti come le cause socioculturali, le conseguenze psicologiche, le politiche di prevenzione e le strategie di sensibilizzazione pubblica. La commissione giudicatrice è composta interamente da dirigenti donne del Consiglio regionale ed è presieduta dal segretario generale. È costituito un comitato d'onore formato dalle consigliere regionali e del quale faccio parte in qualità di presidente del Consiglio regionale. Per questa prima edizione del premio sono pervenute 40 tesi provenienti da 12 atenei italiani e afferenti a un'ampia varietà di ambiti scientifici, tra cui giurisprudenza, scienze sociali, comunicazione, storia, psicologia, scienze politiche, antropologia, lettere e professioni sanitarie. La Commissione sta concludendo in questi giorni l'esame delle tesi di altissima qualità che hanno veramente impegnato la Commissione giudicatrice, e poi si procederà all'assegnazione di un premio unico oppure alla suddivisione tra un primo premio e uno o più secondi premi esequo. Questa iniziativa, il Consiglio regionale del Veneto, intende onorare la memoria di Giulia Cecchettin e al tempo stesso sostenere l'impegno delle nuove generazioni nella lotta contro la violenza sulle donne, promuovendo una cultura di rispetto, della parità e della non discriminazione. Veramente i lavori arrivati sono lavori molto particolari che hanno approfondito, ripeto, e vi ho elencato le aree da dove arrivano queste tesi, un ampio spettro delle nostre università. Quindi mi auguro veramente che le tesi che usciranno premiate dalla Commissione possano poi avere anche un'ampia diffusione per riuscire veramente a fare cultura in questo particolare, diciamo, ambito negativo della nostra società, che anche attraverso iniziative come questa può veramente, mi auguro, far cambiare la sensibilità e l'approccio che molte persone hanno nei confronti dell'altro sesso. Lascio la parola al segretario generale, che è veramente molto impegnato in questi giorni nell'analisi delle tesi arrivate. Segretario, prego. Sì, grazie Presidente. Innanzitutto volevo dire che questa esperienza che mi è stata affidata, credo che nella mia lunga carriera sia forse la esperienza più emozionante, ma soprattutto quella più formativa, io l'ho definita, perché leggere 34 tesi di laurea, ripeto, leggere, ho letto tutta l'estate. Qualcuno mi aveva detto affidati all'intelligenza artificiale, ma io ho detto no, assolutamente. È stata un'esperienza veramente unica. Unica perché ho imparato veramente tante cose, ma tante cose che non conoscevo. Quindi diciamo i laureati che hanno fatto questi elaborati, queste tesi in varie discipline, devo dire sono stati veramente bravi, tutti bravi.
Noi come commissione abbiamo proceduto in questo modo, cioè noi avevamo 4 criteri che li elenco: rigore metodologico, qualità e utilizzo delle fonti, chiarezza espositiva e originalità dei contenuti. Quindi dal mese di settembre noi abbiamo cominciato a riunirci ogni lunedì e abbiamo cominciato a, come dire, ognuno a dare i voti, cioè ognuno non sapeva cosa i voti che avrebbe dato l'altro, e in quella sede abbiamo tutti scoperto le nostre carte. E quindi devo dire che innanzitutto una cosa anche bella è che eravamo tutti concordi nei voti, non c'è stato una discrasia tra una componente della commissione e l'altra. Fatto sta che abbiamo concluso questo primo giro di lavori e abbiamo fatto una prima graduatoria delle 34 tesi e abbiamo deciso di selezionarne 13 per il momento. Su queste 13 abbiamo deciso di azzerare la graduatoria, di rileggerle tutte e 13 le tesi e di ridare i voti, in modo tale che così siamo anche più liberi, più, diciamo, meno condizionati. Pensiamo di concludere i lavori verso la fine di ottobre. E l'altra novità è anche questa, Presidente, è quella che non comunicheremo i vincitori o il vincitore prima della cerimonia, ma inviteremo tutti i partecipanti alla cerimonia. Vorremmo dare loro anche un attestato di benemerenza, perché secondo me tutti i lavori vanno, come dire, premiati, diciamo, in un certo senso moralmente, ecco. In quella cerimonia noi riveleremo il vincitore o i vincitori. E l'altra cosa che ho chiesto, Presidente, è che tutti questi lavori possano essere inseriti nel nostro sito per essere consultati e per offrire all'Osservatorio sulla violenza delle donne dei temi per dibattiti, per, diciamo, approfondimenti che potranno fare, se vorranno, con ognuno di questi, diciamo, dottori che si sono laureati con queste tesi veramente, veramente molto belle. Ecco, io mi fermo qui e penso che la cerimonia, Presidente, la faremo come avevamo concordato dopo le elezioni e quindi in modo tale che così riusciremo anche, diciamo, al di fuori della par condicio, poter festeggiare con l'ufficio di presidenza, col comitato d'onore e con la giuria questi ragazzi. Non mettiamo limiti a quello che potrebbe anche uscire delle prime tesi premiati. Secondo me anche una pubblicazione in un numero magari limitato di testi, vista, ripeto, la qualità dei lavori arrivati, potrebbe anche essere, penso, per i premiati il giusto riconoscimento di lavoro, di acume personale, di ricerche scientifiche personali che appunto possono, spero, mi auguro, dare il giusto lustro ma anche la giusta riconoscenza ai ragazzi e alle ragazze che sono impegnati su questo tema. Quindi vediamo nelle prossime settimane come dare, ripeto, ampio riconoscimento ai lavori fatti. Grazie segretario per il lavoro che sta facendo lei e anche a tutte le dirigenti che si stanno impegnando nell'esaminare questi testi arrivati. Arrivederci quindi a fra qualche settimana, un mese e mezzo, per la cerimonia di premiazione. Innanzitutto, come ho detto prima, è stata veramente un'esperienza unica dal punto di vista emotivo e dal punto di vista formativo. Io in questa esperienza veramente ho imparato tantissime cose e sono grato all'ufficio di presidenza che mi ha affidato questo compito di presiedere questa commissione. È stato presiederla non è semplice,
soprattutto perché ho dovuto leggere, insieme alle mie colleghe, 34 tesi di laurea. 34 tesi di laurea che intanto sono molto diverse tra loro, perché provengono da discipline diverse, dalla psicologia, dalla giurisprudenza, dall'architettura, dall'urbanistica, dalla medicina, e quindi il taglio è anche, sono stati tagli completamente diversi, non ripetitivi, e quindi alla fine ogni volta che affrontavamo questa tesi scoprivamo cose nuove. Io veramente sono rimasto sorpreso. Lo dico perché forse io ho vissuto fino a questa età in un mondo forse, diciamo, dorato, in un mondo forse dovuto all'educazione che ho avuto, alle frequentazioni che ho fatto, ma non conoscevo tutte queste violenze, questo odio molte volte nei confronti della donna. E veramente io credo che questo, soprattutto questa esperienza, dovrebbe essere portata nelle scuole, gli studenti, i bambini, da cominciare dalle scuole elementari, poi medie, dovrebbero essere formati, dovrebbero essere come dire, educati, soprattutto affinché queste cose non possano accadere. Invece purtroppo quello che si è notato, nonostante che tu inasprisci pene, nonostante che tu diciamo, elevi a reati tipo il femminicidio, il numero delle morti delle donne sono sempre molto elevate. La giuria è formata dalle 7 dirigenti donne, le quali devo dire che ognuna di loro è riuscita a esprimere molto bene il proprio giudizio, e devo dire che poi ci siamo trovati tutti concordi. Io, se devo essere sincero, se dovessi ripetere questa esperienza, non perché ritengo che le signore hanno fatto uno splendido lavoro, ma forse avrei messo qualche uomo, perché credo che sia molto limitativo che solo il Presidente, cioè il sottoscritto, possa aver letto queste cose, poter aver imparato queste cose, mentre credo, se fossi stato, diciamo, accompagnato da persone del mio genere, forse avrei esteso questa conoscenza ad altri maschi. I criteri sono stati criteri, diciamo, che sono stati fissati dalla delibera dell'ufficio di presidenza: l'originalità, il rigore linguistico, la qualità delle fonti, la progettualità. Su ognuno di questi temi ogni commissario ha dato il proprio voto. Nessuno sapeva quello che votava l'altro, perché praticamente in seduta congiunta noi abbiamo ognuno dato i propri voti, e quindi praticamente non c'è stato modo, come dire, di parlarsi prima o di confrontarsi prima. Quindi è stato un po' alla cieca, ma la cosa sensazionale è stato che tutti noi eravamo quasi tutti concordi nei voti che davamo, e questa è stata una cosa veramente importante. Abbiamo intenzione di dare un riconoscimento a tutti i ragazzi, a tutte le persone, invitandoli alla cerimonia, perché secondo noi le tesi sono tutte degne di essere, come dire, omaggiate dall'istituzione, e anche essere presentate, perché chiaramente affrontano dei temi che sono, ripeto, originali. E non abbiamo ancora deciso, perché abbiamo concluso la prima fase, se il premio sarà unico o potremo, come dalla delibera, potranno essere al massimo 4. Lo vedremo, perché noi adesso abbiamo fatto una prima scrematura, sui 34 ne abbiamo selezionate 13, adesso si annulla la graduatoria dei 13, si rileggono tutte le tesi, ci siamo dati 15 giorni, e dopodiché ci ritroveremo per dare i voti
e quindi in quella occasione rivedremo quali saranno i primi e ci siamo tenuti anche molto elastici perché potrebbe anche darsi che ci possa essere un'ulteriore lettura, cioè nel senso di ridurre il numero a una rosa di 5 e quindi poi appunto destinare poi un giudizio finale sulla cinquina.